La Reale Mutua Fenera Chieri riprende il campionato dopo lo stop forzato di mercoledì scorso causa positività nel gruppo squadra, pur avendo 3 giocatrici ancora in isolamento, Bosio, Mazzaro e Gibertini, ma dall'altra parte della rete anche Firenze è orfana di Vittorini, Hashimoto e Acciarri. Dopo un avvio in salita, la sfida si chiude con il 3-1 del Chieri, che prosegue dunque il trend positivo e celebra Kertulak, 18 punti e il 67% in attacco finali, come MVP. Nel primo set un ottimo avvio della formazione toscana con Vacalor e Van Gessel sugli scudi costringe coach Bregoli a esaurire il timeout già sul 3-9 e subendo il massimo svantaggio sul -10. Solo nella parte finale le collinari accorciano annullando addirittura 2 palle set per poi arrendersi però 21-25. Coach Bregoli conferma nel secondo parziale la formazione con Franti e Lac giocatrici di punta. Dopo una fase centrale, giocata punto a punto, sul finale sono proprio le bianco-blu a imporsi e conquistare con il 25-22 l'equilibrio nel match. Nel terzo set Chieri parte forte, costruendo in poco tempo il massimo vantaggio sul 13-5. La difesa delle toscane, elemento fondamentale fino a qui, vacilla anche grazie ai muri di Al-Hassan e ai 3 ace, per chiudere così la frazione 25-17. Un quarto set giocato da subito punto a punto che costringe però Firenze al cambio di Conè per Alberti per una problematica alla mano sinistra e che ritrova fiducia anche grazie all'apporto di Mbeombu. Solo nella parte finale le padrone di casa esprimono nuovamente la loro miglior pallavolo per chiudere definitivamente i giochi 25-19. I think we show that we're a team, and yeah, we try to keep our game as simple as possible and be patient, and that really paid today. Hanno giocato il gioco più semplice possibile che potevano, ovviamente, che probabilmente era davvero l'elemento fondamentale. For sure, I'm super happy because the situation wasn't easy for us, but we showed that we have 14 players who can play, and even when the first set didn't go as we planned, we managed to come up, and yeah, I'm really happy. Molto felice per la vittoria, non solo sua ma di tutta la squadra, in un momento che non era assolutamente